Il sociologo e saggista siciliano Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali dell'Università di Messina, è stato chiamato a fare parte della prestigiosa giuria del premio internazionale Apoxiomeno 2022. L'evento si svolgerà a Pesaro dal 9 al 18 settembre. Ascoltiamo in proposito lo stesso Francesco Pira. Sono sorpreso ma anche emozionato per questa opportunità di far parte di una giuria così prestigiosa, così importante, fatta da attori, produttori, registi, presieduta da uno dei più autorevoli registi al mondo. Sono molto grato al colonnello Orazio Nania che organizza da tantissimi anni questo premio, che è un premio prestigiosissimo, che hanno ritirato attori incredibilmente bravi provenienti da tutte le parti del mondo, ma è un premio che riesce anche a scendere tra i comuni mortali, a spiegare anche quelle che possono essere le peculiarità di impegni di carattere sociale, valoriale, legati naturalmente sempre al tema del premio internazionale Apoxiomeno, che è quello di valorizzare il lavoro delle forze dell'ordine attraverso la narrazione e la rappresentazione sui grandi media. Sotto questo aspetto il colonnello Anania ha fatto negli anni un lavoro incredibile, un lavoro di ricognizione, un lavoro di valorizzazione, un lavoro che certamente fa comprendere a tutti noi come al di là del successo di grandi fiction come per esempio quella del commissario Montalbano, di Don Matteo o tantissimi film che riguardano appunto la polizia, le forze dell'ordine, c'è un'anima di queste persone che ogni giorno sono impegnate e le cui storie molto spesso diventano anche oggetto di rappresentazioni cinematografiche. Sono doppiamente contento perché lo scorso anno ho ricevuto il premio internazionale Apoxiomeno in Toscana e quest'anno a Pesaro avrò l'onore di far parte della giuria, quindi significa che è stato apprezzato anche il mio contributo da premiato e quest'anno invece lavorerò per garantire che ci sia anche con il mio contributo un miglior successo di questa iniziativa legata appunto al lavoro della giuria. Quindi sono davvero molto grato al colonnello Anania, a tutto il suo staff e mi complimento con loro per questo lavoro straordinario che tutti gli anni riescono a fare, portando il festival in tutte le parti d'Italia, facendolo diventare itinerante ma anche incisivo dal punto di vista sociale.